Presidente, veniamo da 22 mesi di stagnazione, no? Con un governo che spesso è stato indicato un po' carente dal punto di vista della politica industriale. Secondo lei che cosa servirebbe subito per le aziende? Ma io credo che di cose ne servono sempre, però forse la parola subito che è un po' difficile da digerire, perché i cicli sono comunque, come dire, necessitano di certi tempi per innescarsi, sia nel senso negativo, dove sono più rapidi di solito, sia nel senso positivo. Quindi io credo che la cosa più importante, più che tante azioni, sia la stabilità. Le persone e le aziende sono preoccupate dell'incertezza. Con incertezza non si investe e si lavora, diciamo così, un po' male. Se c'è certezza anche in un quadro negativo, sicuramente inizia una ripresa. La provincia di Varese sembra che stia entrando in una fase nuova, c'è un po' di desiderio di costruire un'identità che sia riconoscibile anche a livello nazionale e anche europeo. Secondo lei quali sono i passi da compiere in questo senso? Scusi, mi ha detto secondo lei? Quali sono i passi da compiere in questo senso? Ma io direi che sono state tracciate una serie di azioni nel nostro, chiamiamolo Varese 50, che è il programma, diciamo, è l'obiettivo strategico. Poi ci sono delle azioni, dei progetti in corso, alcuni un po' più avanti, altri un po' più indietro per ragioni così ovvie di tempo e di gestazione. Io credo che si debba continuare in quel solco e credo che la cosa migliore da fare sia fare quello che ha fatto Grassi, cioè non nel senso di copiarlo, di copiare l'atteggiamento, cioè da un lato la continuità, perché le cose fatte bene non si devono dimenticare, e dall'altra essere molto aperti a delle idee nuove, perché il mondo è molto instabile, ma anche instabile perché ci sono novità sia tecnologiche sia, diciamo, geopolitiche che implicano che noi siamo capaci di adattarsi al mondo e a queste nuove situazioni. Quindi noi dobbiamo essere continuità nelle cose buone e molto pronti a prendere i cambiamenti e a cambiare in meglio. L'ha citato anche il Presidente Grassi, il progetto 1000 è sicuramente come dire, il cuore, sarà il cuore anche del suo mandato. È entrato anche nella campagna elettorale inevitabilmente. Cosa vi aspettate dal nuovo sindaco di Castellanza? Ma io penso che indipendentemente dalla colorazione politica che arriverà, noi francamente ci aspettiamo un'applicazione del buonsenso. Cioè il progetto 1000 è un progetto che è centrale. Vabbè, per Castellanza, ma io direi che Castellanza è comunque un piccolo comune, è molto importante per tutta quell'area, quindi almeno per la provincia di Varese, quindi non cogliere questa opportunità in cui non c'è nessuna speculazione di carattere edilizio, ma c'è solo una spinta molto forte a investire dei soldi e a investirli per chi? Per il beneficio delle aziende, dei giovani, dei ricercatori. Quindi non cogliere questa opportunità e rimanere su dei campanili o con delle idee, diciamo, un po' del Medioevo sarebbe una grandissima perdita. Quindi io spero che le forze politiche che uscirà ed emergerà capirà che l'università è una grandissima risorsa e non è assolutamente un peso per la città. Lavoreremo insieme come abbiamo fatto nell'ultimo anno, perché per noi Varese è sempre stato un punto di riferimento anche sulla specializzazione, pensiamo anche al Jersey, anche all'università, insomma, che è in collaborazione strettissima con Confindustria Varese, quindi credo che come solito un punto di riferimento per noi a Roma. Scusi, il tema ILVA, recentemente il segretario della CGIL dice che deve intervenire lo Stato, voi come Confindustria cosa proponete in questo? Allora, se noi vogliamo avere delle politiche industriali forti per il futuro, è ovvio che serve anche avere la siderurgia. Non possiamo pensare di perdere un'impresa così importante, un'industria così importante per essere competitivi. Noi abbiamo aziende importantissime che hanno anche 10 anni di lavoro avanti, come Fincantieri, che usano tantissimo acciaio, non solo, ovviamente è una filiera lunghissima, abbiamo tantissime aziende che l'acciaio viene utilizzato, perdere una filiera importante del genere e acquistarlo in altri continenti io credo che sia una pazzia, quindi serve fare tutto il possibile per far sì che Ilva possa produrre ed essere comunque competitiva con gli altri paesi. Parlerà con Urso oggi a Milano? Sì, certo, sarà uno degli argomenti che toccheremo insieme. E gli altri riguardano anche la Lombardia, quelli che toccherà con Urso, visto che lo incontra a Milano? Ma io credo che oggi con Urso parleremo di politica industriale del futuro, abbiamo bisogno di costruire un percorso che non vada solo e si veda solo e si parli di leggi di bilancio. Oggi in un paese che è da 26 mesi che manca produttività, incremento di produttività, abbiamo bisogno di mettere al centro gli investimenti, anche perché le nostre imprese oggi, lo leggiamo anche
il nostro flash del nostro centro studi di oggi purtroppo sono in calo, quindi abbiamo bisogno di costruire un percorso dove vengono incentivati gli investimenti, anche perché il momento di incertezza con i dazi verso gli Stati Uniti e queste nuove economie geopolitiche modificate in così poco tempo, ovviamente l'incertezza per noi è un problema e mette in stallo gli investimenti e la crescita del nostro paese. Quindi bisogna guardare nel lungo termine, avanti. Noi abbiamo bisogno di avere una strategia che veda 3-5 anni, perché se non pensiamo, lo dobbiamo fare in maniera semplice e ordinata, io credo con 3 fasi. Una fase è salvaguardare le imprese e le industrie che stanno andando bene in questo momento, salvaguardarle e fare in modo che possano crescere ancora di più, quindi contratti di sviluppo celeri, veloci, che possono sostenere la crescita importante delle grandi aziende e automatismi molto facili da utilizzare come Industria 4.0, potenziarli avendo comunque una visione almeno un minimo di 3 anni, perché i nostri medio-piccoli hanno bisogno di meccanismi automatici facili da utilizzare. Secondo punto è salvaguardare e comunque trasformare quelle filiere che purtroppo risultano mature con le nuove scelte fatte anche negli ultimi 5 anni dalla Commissione Europea e aggredire nuovi mercati come Mercosur, come India. Serve fare presto, infatti ci meravigliamo che oggi al Parlamento Europeo non ci sia ancora il voto del Mercosur. Scusi, il nuovo Papa da ieri è sul soglio, un messaggio di speranza, lei cosa dice? Sul tema della pace io mi auguro che io veramente oggi nel 2025 vedere conflitti e guerre con persone che comunque cambiano anche le speranze delle nuove generazioni, secondo me è una pazzia. Oggi veramente la parola d'ordine deve essere il dialogo e costruire un percorso di pace. Purtroppo vediamo i conflitti in Medio Oriente, vediamo Russia e Ucraina, speriamo che anche questa India e Pakistan non si trasformi in un'altra guerra, perché nel 2025 credo che sia veramente una pazzia pensare alle guerre. Ma il Papa potrà essere un tramite con Trump anche? Un Papa Guarda, americano? io questo non glielo so dire, io credo che qualsiasi genere di dialogo, ma lei parla della guerra o parla dell'economia? Io credo che qualsiasi dialogo che viene oggi, molto bene il dialogo fatto ieri da vicepresidente Vance, von der Leyen, Meloni, fatto in Italia, perché comunque credo che la centralità dell'Italia sia importante anche a livello economico, quindi a noi fa molto piacere che ci sia stato questo incontro, speriamo solo che si arrivi a una conclusione molto rapida. Siamo qui con la squadra dei 4 vicepresidenti di Confindustria Varese. Abbiamo Luca Donelli, Michela Conterno, Chiara Radrizzani e Giorgia Munari. Però io vorrei cominciare da Luca Donelli, unico uomo in una squadra di donne. Allora, come ci si sente ad essere appunto l'unico uomo in una squadra di donne, vicepresidenti? Ma innanzitutto è un'impostazione che conferma la precedente presidenza, quindi diciamo che da un certo punto di vista ci siamo abituati a lavorare in questo modo, ma soprattutto credo che il sesso dei vicepresidenti non sia stato l'elemento decisivo nella scelta della squadra, anzi sono molto contento di avere modo di lavorare con loro. Siamo un gruppo molto eterogeneo ma anche molto motivato a far bene nei prossimi 4 anni. Grazie, doveva rispondere così per forza. Perché, no, quello che vorrei chiedere a tutte e tre è qual è il valore aggiunto di una donna al timone di un'azienda e in questo caso al timone, sia pure come vicepresidenti di Confindustria Varese. D'altronde il nuovo presidente Galdabini ha inserito la parità di genere tra i 4 punti fondamentali del suo programma. Cominciamo con Giorgia Munari. Sì, io credo che quello che più, indipendentemente dall'essere donna o uomo, quello che è importante è l'eterogeneità che noi rappresentiamo oggi come gruppo di vicepresidenza, sia in termini di comparti merceologici, sia in termini di esperienza personale e professionale, e quindi penso che ognuno di noi possa dare un forte valore aggiunto per la rappresentanza del territorio delle nostre imprese per i prossimi 4 anni. Ci conosciamo, non tutte, alcuni no, quindi sarà anche per noi un piacere scoprirci e lavorare insieme nei prossimi 4 anni, quindi in bocca al lupo a tutti noi e ai miei colleghi. Chiara Radrizzani.
Sì, anch'io penso che le donne non abbiano un vantaggio rispetto agli uomini o portino un qualcosa in più. Il vantaggio che si ha in una squadra è appunto la diversità e l'unicità che ognuno porta all'insieme, al gruppo. Quindi aver creato un gruppo eterogeneo per età e per sesso dà un vantaggio, un punto di vista unico e diverso rispetto ad avere una squadra diciamo, composta da persone magari dello stesso sesso o dello stesso gruppo merceologico. Vedo anch'io una squadra ben diversificata ma in equilibrio, che quindi lavorerà benissimo, e il contributo che possono dare le donne alla conduzione delle nostre aziende è sicuramente la conciliazione lavoro-famiglia, che rende le nostre aziende sempre più attrattive, e anche il tema della sostenibilità che la nostra gruppo di lavoro dovrà portare avanti, anche perché è un fattore distintivo in Europa, per cui vogliamo continuare a puntare su questo tema. Grazie.